Centrodestra unito, Lega e Pisdaz, qual è l'appello che ancora una volta volete lanciare? Mancano pochi giorni. Noi non ci siamo mai divisi e quindi non mi sembra che dobbiamo dividerci soprattutto su dei nomi. Possono cambiare i ruoli dei protagonisti, ma il progetto è comune e quindi io penso che il loro posto sia nel centrodestra perché abbiamo tanti traguardi che dobbiamo raggiungere anche col governo Meloni, quindi io penso che andremo uniti anche alla scadenza. Tavolo regionale che ha scelto Paolo Truzzu, la decisione è stata spostata a Roma, ma oggi come leggete questi segnali, questo rimbalzo? Che la decisione noi ci eravamo messi d'accordo che sarebbe stata presa in Sardegna, così abbiamo fatto. Io penso che Giorgia Meloni abbia sempre rispettato in Fratelli d'Italia questa autonomia del partito in Sardegna e penso che la scelta migliore sia proprio Paolo Truzzu perché è presa confrontandoci anche con confronti duri ma leali, quindi queste devono essere le regole anche per il futuro del centrodestra. Ci possiamo confrontare ma anche le decisioni, quelle che riguardano la Sardegna, le possiamo prendere in Sardegna. Ma secondo lei ci potrebbe essere la possibilità che Pisdaz e Lega decidano poi di non aderire al vostro progetto ed entrare nel vostro gruppo? Non mi pare che possa avvenire perché ho parlato con la Lega e non mi pare che sia questa la loro intenzione. L'intenzione è quella di mantenere un centrodestra unito.